Si accomodi qui. Allora, rimanga un secondo in piedi per leggere ad alta voce la formula dell'impegno, la formula con cui si impegna a dire la verità. No, basta che sia ad alta voce, anche perché quel microfono poi dopo cade, eccetera, è tenuto insieme così. È quasi come l'ascensore il microfono. È così, guarda. Prego. La ringrazio molto, si accomodi. Parlando nel microfono mi dà le sue generalità. Lei si chiama? Teatino Natascia. Sì. Parlando al microfono risponde alle domande che le faranno le parti. Prego, pubblico ministero. Grazie signor Presidente. Signora, buonasera. Buonasera. Lei è stata sentita il 17 gennaio 2011 dai pubblici ministeri Boccassini e San Germano. Cosa fa nella vita, signora? Lavoro come commessa in un negozio di scarpe in centro a Milano. A posto. E nel 2011 cosa faceva? Niente. Niente. Viveva a casa con i suoi genitori? Sì. Lei di che anno è, scusi? Del Del 90. Quindi è giovanissima. Nel 2011 lei era a casa disoccupata. Sì. Che titolo di studio ha? Indirizzo aziendale. Cioè ha fatto un liceo? È un istituto È professionale. un istituto professionale. Superiore. Lei conosce la signorina Aris Espinosa? Sì. Aris Leida? Arisleida Espinosa. Sì. Che tipo di rapporto avete? Siamo o amiche. avete avuto? Siamo Compagni di classe, amiche? Ora amiche non lo so, non più forte. Allora nel gennaio 2011 eravate amiche? Sì. Sì. Da quanto tempo la conosce lei? La conosco da quando io avevo 14 anni. Beh, è giovane, però insomma da qualche anno, quindi. E dove abita lei? Lei, la signorina Teatino? Sì? Io abito a Meda. A Meda. E la signora Aris dove abita? Non lo so, prima abitava zona Viale Monza, zona Precotto, Milano. Ha mai abitato a Milano 2? Io? No, Non l'Aris. sempre la Sì. mano. Sì? Ha abitato a Milano 2? Sì. In via Oggettina, che lei sappia? Numero 65, forte e chiaro, Il numero- signora Natascia. il numero Però non lo so. via Oggettina va bene? Via Olgettina. Lei è mai stata a casa dell'ex Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi? Sì. Quando e perché? Allora, il Coraggio, 6... in maniera fluente e narrativa, cioè narri al Tribunale i fatti. Allora, il 6 gennaio Che anno? 2011 mi sono recata a casa di Silvio Berlusconi con Aris Leida. Chi la invitò? Aris. Quindi? E... Coraggio, Dica. signora. Ci racconti tu, non penso Allora, che... e si è recata. Si è recata. Allora, ha detto la data, ci vuol dire se si è recata per una visita pomeridiana, per Ha il detto la tè. data. Per una cena, Sì, 6 gennaio 6 ha detto. 6 gennaio. Il 6 cena. gennaio 2011 Stefania. lei va a casa. Cosa le dice Aris? Come non è come dire, una cosa normale o di prassi andare a cena al Presidente del Consiglio, cosa le disse Aris nell'invitarla? Prima mi ha chiamato Sì? dicendomi se volevo anch'io a partecipare a una festa a casa di Silvio Berlusconi. Sì. Quindi le parla di festa. Sì, Di festa. Le disse quale sarebbe stato il tenore della serata, cioè cosa sarebbe successo lì? Sarebbe successo che saremmo andati a cena, Sì? che ci sarebbe stata poi una serata di ballo, insomma, in Sì. discoteca. Senta, scusi, ma lei sapeva che questa sua amica conosceva l'ex Presidente Sì, del sì, Consiglio? sì. Gliel'aveva già Me detto? l'aveva già detto, sì, sì. Infatti le avrei chiesto come faceva Aris ad arrivare a casa del Presidente, cioè c'era già stata in precedenza? Sì. Aveva partecipato Lei ad- mi aveva detto così. Lei le aveva Sì, detto, aveva partecipato ad altre serate Aris? Lei mi ha detto così, sì. Sempre lei le ha detto, quindi Aris le aveva detto che conosceva Berlusconi e che aveva partecipato ad altre serate a casa di Berlusconi. Sì. È corretto? È corretto. Sì. Che erano serate danzanti dove si cenava e si danzava? Si danzava. Sì. Nell'invitarla le disse come si doveva vestire lei? Le dette delle Con un- indicazioni, dei consigli? Vestitino e un paio di tacchi. Con un vestitino e un paio di tacchi. Anche il colore del vestito? No,
beh, il vestito no, è No, differente non si il vestito. spaventi, non si spaventi. Perfetto. Allora via, come arriva a casa di Berlusconi quella sera? Con quale mezzo? Con quale mezzo? Allora, da casa mia mi venisse a prendere un ragazzo straniero. Che doveva venire lui, che era mandato da Un qualcuno? taxista di fiducia di Aris. Quindi un autista. Un autista. Si chiama autista. Perfetto. Quindi? Niente, mi ha portato a casa di Aris e da lì un altro taxista Di fiducia? di fiducia di Silvio Berlusconi. Siamo andati a casa sua, A casa del Presidente. Ad Arcore? ad Arcore. Ad Arcore. Arrivate, lei e Aris, o no? Io, Aris e un'altra ragazza. Che si chiama? Non se Non lo lo so. ricorda. Non Era lo so. italiana o era straniera? Di origine straniera non le so dire. Nemmeno l'origine, l'origine ci sa dire? sinceramente. No. Siamo al 6 gennaio 2011. Allora, arriva a casa del Presidente, vi hanno chiesto i documenti, vi hanno fatto entrare subito. I carabinieri ci hanno chiesto chi eravamo, Aris gli ha detto chi eravamo e siamo entrati. Siamo entrati. Chi c'era a cena quella sera a casa del Presidente, il 6 gennaio del 2011? C'erano un bel po' di ragazze. Quante all'incirca? Un bel po'? Una ventina forse. Per dare, come dire, una caratura, una ventina. E uomini ce n'erano a parte il Presidente? C'era Emilio Fede, Poi? c'era il cantante Apicella? 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 Lele Mora c'era? No, No. Il Presidente... il presidente, vabbè, c'era il presidente. E niente, poi altri camerieri saranno stati camerieri Ok. Avete E quindi il cenato? personale di Abbiamo servizio. cenato In una sala grande? in una sala Serviti da a tavola? serviti a tavola Il Presidente era seduto accanto a chi, se lo ricorda? a delle ragazze. A delle ragazze. È stata una cena normale o una cena caratterizzata? Non so, per esempio c'erano piatti tricolore, Piatti tricolore. inteso come il cibo. Il cibo era, era di colore Bianco, della rosso e bandiera verde. italiana, Della bandiera insomma. italiana. Bene. Cena normale, cenate, poi? C'è Cenata, qualcosa? Cenate, Coraggio. canzoni, insomma, Silvio Berlusconi cantava, Picella suonava. queste Insomma, cose qua. il Presidente vi intrattiene con delle canzoni. Dopodiché andiamo in questa sala tipo discoteca. Sì? Ce la può descrivere? Prima di tutto Sì, come ci si arriva? Dall'interno stesso è sempre nella villa? Sì, Nella nella residenza? villa, Ok. sì. E a che piano è? Primo, terra, interrato? Si Forse sale, un si po'- scende? un po' Si scende si per scende. arrivare. Ok. Allora la domanda successiva che le ha fatto il PM è ce la descriva. Ce la questa descriva sala. questa saletta? Com'era? Allora, c'erano vari divanetti, un palo di lap dance e una... come si chiama? La La pianola? console? La console. La La console, per la vede? musica? La console. No, altri ragazzi l'hanno definita la pianola, era la verbale. La console. La console? Poi? C'era un bar? C'era un bar, C'era sì. un bar. Insomma, sembrava un po' una discoteca. Sembrava un po' Una piccola discoteca. Ok. Aveva un nome o fu indicato un nome quella sera per indicare quel luogo, questa discoteca? Il Bunga Bunga che io non sapevo iniziare. Chi lo disse? Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi definì questo contesto, questa saletta Bunga Bunga. Sì. Cosa è successo in questo Bunga Bunga? Ce lo descrive? Cosa è avvenuto? Abbiamo ballato. Quindi ha ballato anche lei?
insomma, no, io non tanto. Abbiamo Vabbè, un pochino ha ballato, poi Proprio poco. non si emozioni, stia serena. Poi cosa è successo? in che senso? Signora Teatrino, guardi, per cortesia, ci descriva che cosa è successo lì dentro. Cioè lei era ballava, lì, poi avrà visto qualcosa, cosa accadeva? Ce lo descrive cosa accadeva? Visto? Allora, c'era, prima di tutto, abbiamo ballato, significa che avete ballato tutti i presenti? Tutti i presenti ballavano? Lei ha parlato di una ventina di ragazze, di alcuni... Sì, tutti ballavano. Tutti presenti, ok. Sì. Che tipo di balli si facevano? Beh, Che c'era cosa il palo succedeva? del lap dance, c'è chi ballava sulla lap dance. C'è lei ha chi... visto ragazze che si spogliavano? No, si Totalmente o parzialmente? Che scoprivano No, non è che- parti del Esatto, corpo. che scoprivano parti del corpo? No, non è che andavano nei camerini a spogliarsi per mettersi magari dei body in costume ed erano già, insomma... E tornavano vestite Scusi, così? se erano Sì. già? Lei ha fatto dei segni che però dovrebbe spiegarci perché la registrazione non descrive i segni. Non erano nude, ma insomma erano in costume, mutande reggiseno, body o comunque qualcosa Quindi erano grosso. o body o mutande reggiseno o comunque questo costume Sì, che... Sì. Il costume da che? Cioè c'erano particolari... Costume tipo il costume da bagno. Costume da bagno, ok. Quindi, signora Teatrino, lei non ha visto, si toccavano le ragazze col Presidente, si toccavano sui seni, cioè il Presidente toccava i seni delle ragazze? Sì, capitava che toccava il seno di qualche ragazza e il sedere anche. Il seno e il sedere, cioè il Presidente toccava il seno e il sedere delle ragazze. Lei ha visto se le ragazze, qualcuna delle ragazze era nuda, non parzialmente nuda, o faceva degli spogliarelli? Nuda? O quasi nuda, signora, me lo dica lei. No, nuda no. Bene, le ricordo Con che lei... parti del corpo scoperte? Siccome prima ha parlato di biancheria intima, costumi e body, quindi voglio dire... Questo sinceramente non è... Scusi, signora Teatrino, ma quando il Presidente toccava il sedere e il seno alle ragazze, e lo toccava, era nudo o coperto il sedere e il seno? Facciamo così. Cioè lo toccava Vabbè, sopra i mettendoci vestiti, la mano in qualche- sopra i vestiti, metteva la mano Mettendo dentro la i mano vestiti dentro. o lo toccava a nudo? No. A nudo sulla pelle vuol dire. No, entrava con la mano, insomma. Entrava con la mano sotto quello che lei ha descritto prima. Io le biancheria. contesto quello che lei ha dichiarato il 17 gennaio 2011 ai pubblici ministeri Boccassini e San Germano. Siamo a pagina 5 del verbale in fondo. Mentre noi ballavamo, il Presidente e Emilio Fede erano seduti e guardavano, è lei che parla, Sì. noi verbalizziamo. Alcune delle ragazze che ballavano si avvicinavano al Presidente che le toccava e loro toccavano lui. Stessa cosa con Emilio Fede. Le ragazze baciavano il Presidente, lo accarezzavano. Alcune delle ragazze hanno fatto anche degli spogliarelli. Io non so indicare i nomi delle persone che hanno fatto gli spogliarelli, perché era tutta gente che io non conoscevo e non avevo mai visto, però la maggior parte delle ragazze era straniera. Alcune delle ragazze che facevano lo spogliarello e che erano poi nude si avvicinavano al Presidente che gli toccava il seno o le parti intime o il sedere. Insomma, l'atmosfera era quella di un night club, eccetera, eccetera. Allora, conferma questa dichiarazione o no? È la sua dichiarazione. Se la ricorda questi fatti più che altro? Si ricorda di aver raccontato queste cose? Che erano nude, sinceramente no. Non erano nude le ragazze, cioè Sì. le dico che le ragazze non erano nude. Cioè, Vabbè, senza- erano in mutande e reggiseno? Sì, Sì. mutande, perizoma, insomma. Mutande per il rizoma. ok. Lei conferma quindi di avere visto questi toccamenti nelle parti intime? Sì. Forte. Sì. Anche le ragazze toccavano il Presidente nelle parti intime? Parti intime di un uomo è il pene, c'è poco da fare. Una non mi parte ricordo. intima Esatto. normalmente. Lo toccavano un po', insomma. nel No, viso. senta, No, signora lei sta- Teatrino, se lei mi allora, fa il gesto del Mi viso, scusi, è una carezza. lei sta accarezzando il viso, eccetera, eccetera. Lì, dalle dichiarazioni che lei ha reso, lei aveva Se le hanno reso... toccato il pene non mi ricordo, sinceramente. Oggi non si ricorda, ma quando l'ha dichiarato al PM?
No, perché poi, scusi Ma non signor c'è Presidente, scritto se mi... che No, le- guardi, esibisco il verbale subito al Tribunale, c'è scritto e come, a pagina 6, Che le dopo quello che toccano lei ha le- dichiarato, ha proseguito e ha detto, insomma l'atmosfera era quella di un night club, con ragazze che si spogliavano e che mostravano le loro parti intime e che si avvicinavano al Presidente o ad Emilio Fede, lo toccavano nelle parti intime o si facevano toccare, quindi fa riferimento al fatto che anche Berlusconi toccasse. L'abbiamo già chiesto. Allora, prima di tutto lei è stata sentita. Quelle dichiarazioni le ha rese lei, non io, sono sue dichiarazioni sottoscritte, ok? Si ricorda di essere stata sentita dal pubblico ministero oggi presente e da un altro pubblico ministero? Se lo Sì, ricorda. che mi ricordo, Benissimo. sì. Si ricorda di aver dichiarato quelle cose? Al di là che adesso le ricordi o meno, ora che gliele hanno lette, si ricorda di averle dichiarate? Poi se oggi non le ricorda è un altro discorso e ne parliamo tra un attimo. Allora, No, non me le ricordo. non si ricorda di aver detto quello che era scritto lì? Non che adesso si ricordi che quelle cose sono andate così, ok? Non le sto chiedendo questo. Si ricorda di aver lasciato delle dichiarazioni? Mi ha detto di sì. Adesso il pubblico ministero le ha letto quelle dichiarazioni. Serve a rinfrescare la memoria, serve a verificare se lei cambia o non cambia versione rispetto a quello che lei ha già detto. Allora, lei aveva detto, io la vedo molto timorosa, per non dire terrorizzata, c'è qualcosa che non va? Poi cercheremo di capire anche cosa non va. Deve essere assolutamente tranquilla. Lei è molto giovane, capisco tutto quello che l'ansia come dire, il carico emotivo, eccetera, eccetera. Però lei in questo momento deve pensare Sto a una cercando cosa. di dire la verità. No, allora, però con forse calma. non- Con Però Però forse- se le carte dicono una cosa... No, signora, guardi, posso intervenire? Assolutamente, non deve essere né spaventata, stia tranquilla. Il processo serve proprio per ricostruire le cose, ok? Allora, l'unica cosa che lei non deve fare è agitarsi, stia tranquilla, si rileggono le sue dichiarazioni e vediamo a che punto arriviamo oggi, Allora, ok? faccio riferimento al fatto che il 17/1/2011 alle ore 10:10 la verbalizzazione sarà fatta dai pubblici ministeri Boccassini e San Germano nella stanza della dottoressa Boccassini alla presenza della signora Roberta Tommasi e Rossana Tommasi, stenotipiste che hanno fatto la stenotipia del verbale. Se è chiaro, Quindi quello non è un riassunto, ma è proprio il È discorso. letterale, tant'è vero che è proprio il linguaggio della ragazza. Mentre noi ballavamo, riprendo, siamo a pagina 5, il Presidente e Emilio Fede erano seduti e guardavano. Alcune delle ragazze che ballavano si avvicinavano al Presidente, che le toccava, e loro toccavano lui. Stessa cosa con Emilio Fede. Le ragazze baciavano il Presidente, lo accarezzavano, alcune delle ragazze hanno fatto anche degli spogliarelli, io non so indicare i nomi delle persone che hanno fatto gli spogliarelli perché era tutta gente che io non conoscevo e non l'avevo mai visto, però la maggior parte delle ragazze era straniera, alcune delle ragazze che facevano lo spogliarello e che erano poi nude si avvicinavano al Presidente che gli toccava il seno o le parti intime o il sedere. Insomma, l'atmosfera era quella di un night club, con ragazze che si spogliavano, che mostravano le loro parti intime e che si avvicinavano al Presidente o Emilio Fede, lo toccavano le parti intime o si facevano toccare. Io non ho avuto il coraggio di fare una cosa del genere perché sono timida e quindi non mi sono spogliata né mi sono fatta toccare dal Presidente o Emilio Fede. Io peraltro ero una neofita, cioè nel senso che la prima volta che andavo, invece tutte le altre partecipanti, e qui mi fermo perché non le ho fatto la domanda. Allora, gliel'ho riletta, sono le sue dichiarazioni, dopo averci riflettuto, le conferma, sono questi fatti o no, signora Piatino? Lei ha già detto... sono fatti veri, però nello specifico quando dice nude, ragazze nude, non c'erano ragazze nude. Va Vabbè, bene, lei avevano non- le mutandine, il perizoma e il Questo- reggiseno. Ok, Vabbè. questo particolare lei Mi lo pare. ricorda Anche del adesso? fatto che se le ragazze toccavano la parte intima, questo sinceramente non me lo ricordo. Il Presidente Oggi non toccava le ragazze sul seno, sul Il sedere. contrario, le ragazze... Cioè,
Presidente toccava le ragazze sul seno, sul sedere e sulla vagina. Questo l'ha detto, l'ha confermato e l'ha ripetuto. Benissimo. Lei oggi, rispetto alle precedenti dichiarazioni, sono quei due particolari che preciso. Vabbè. La novità è il fatto che erano anche le ragazze a toccare e lei dice io questa cosa non me la ricordo. Ok? Perfetto. È così? Ok. Va bene. Bene, signor Presidente, vado avanti. No. Allora, lei ha ballato, però sì, ha detto che non ha, almeno ha partecipato, cioè è venuta a contatto fisico col Presidente, si è fatta toccare dal Presidente? No. No, perfetto. Poi com'è finita questa serata? Che succede? È finita che alcune ragazze sono rimaste lì, altre se ne sono andate. Lei è andata via? Io sono andata via Con chi? con Aris, Con quale macchina? con un... no, non era un taxi, un monovolume forse. Sì, ma Vabbè, messa a comunque, disposizione da chi? Di chi era? Chi? un autista. Di Sì, Silvio l'autista Di la Berlusconi. Silvio guidava. Berlusconi, l'ha detto. Ah. Sì, Lo dica. di Silvio Berlusconi. Benissimo. Quindi lei torna a casa con Aris quella notte. Altre ragazze ha detto che sono rimaste. Quante? All'incirca la metà. All'incirca la metà. Abbiamo detto che erano una ventina? Così aveva Quindi detto. una decina rimangono ad Arcore. Le altre ragazze, quelle che sono venute via, con quali mezzi sono andate via? Lei è andata con la macchina e con Aris. C'era qualcun altro in questa macchina? Sì, e Sì. c'erano altre due ragazze. Quindi eravate 4. Sì, Dove vi ha lasciato l'autista? a Milano 2. A Milano 2. A Milano 2 chi è scesa? È scesa Aris, è scesa... no, sono scese tutti e tre. Quindi Sì, queste ragazze stavano a Milano 2. Sì, Comunque Aris l'autista le lascia e lì. un'altra, quell'altra mi sembra che non abitava lì, aveva la macchina lì e è andata via Va insomma, da bene. sola. Quindi due sono scese perché Alice abitava lì Ma e dice- probabilmente un'altra aveva la macchina lì, da quello che le Io ricorda. ricordo, sì. Ok. Perfetto. Senta, lei ha avuto dei soldi per quella serata? No, Neanche un euro. No. Regalini? sì. Che cosa? Ho ricevuto un bracciale, un anello e una borsa nera di Carpisa. Una borsa nera. Lei sa cosa facevano le ragazze che rimanevano ad Arcore? A casa del Presidente? Mi aveva accennato Aris, Cosa le aveva accennato Aris? che avrebbero avuto rapporti con Silvio Berlusconi in cambio di denaro. Di denaro. Seppe altri particolari con riferimento a questa fase in cui il Presidente avrebbe avuto rapporti sessuali in cambio di denaro con le ragazze? Cioè che il Presidente pagava le ragazze. Seppe qualcosa? Qualcos'altro? Qualche altro profilo? Qualche altro aspetto? Le fece qualche specificazione, voglio dire? Alice, no? Che le ha parlato. Le ha detto qualcos'altro in relazione a questa cosa Nel che ha appena rapporto. riferito? Sì, Non proprio con riferimento ai rapporti sessuali. Guardi, Che sarebbe stato con più ragazze dica, a letto, insomma. Sarebbe stato con più ragazze a letto. cioè avrebbe gradito avere rapporti multipli con più donne, Sì. diciamo. Ho capito. E a lei è stato proposto di fare sesso a pagamento? No, no. No? Pagina No, 8 no. del medesimo verbale, le ricordo quello che lei ha dichiarato. Sì, allora, scusi, le chiese che cosa... Allora, no, un attimo. Le avevo domandato anche il tenore specifico dei rapporti e se qualcuna... E lei ha risposto in parte e ora si muove una contestazione. Però devo leggere tutto, se no non si capisce nulla. Domanda, lei ha detto che Aris le ha confidato di essere... Ah no, allora, Aris le ha detto di aver avuto rapporti sessuali con Silvio Berlusconi a pagamento? Sì, E le disse qualcosa del tenore di queste circostanze? Tutto a posto? che sarebbe andato a letto con più donne, questo. Perfetto. Allora, e qui le muovo la contestazione. Lei ha detto che Aris, la domanda che gli fece l'ufficio, le ha confidato di essere andata a letto più volte col Presidente e di avere ricevuto denaro da quest'ultimo. Lo conferma? Sì, Cioè Aris era stata pagata da Berlusconi Sì. per i rapporti sessuali.
Poi le domande all'ufficio: le ha detto che tipo di rapporto sessuale aveva col Presidente? Non mi ha raccontato nel dettaglio che tipo di rapporto, mi diceva però che andare a letto col Presidente era stressante. Scusi, le chiese che cosa significava stressante, fra virgolette. Sì, significava che durava un bel po' perché il Presidente aveva rapporti sessuali non solo con Aris ma contestualmente anche con altre ragazze. Quindi mi si chiede se in quel momento in cui ho accettato di andare ad Arcore, ed è qui la contestazione, io sapevo che cosa mi sarebbe potuto capitare, cioè di fare sesso col Cavaliere, anche in presenza di altre donne. Rispondo sì. Ero preparata psicologicamente, ma quando sono arrivata lì è prevalsa, come dico, la mia timidezza. E poi vedendolo di persona, sinceramente, nonostante il denaro che avrei potuto ricevere dal Presidente, io sinceramente non me la sono sentita. Allora, è corretto quello che abbiamo scritto? Sì. Quindi le fu proposto di avere rapporti col Presidente, sessuali? No, Silvio non mi ha detto vieni... No, Silvio, signora Teatino, a parte si dice Silvio Berlusconi. Scusi, Se Silvio Berlusconi. Aris le disse, o l'onorevole Berlusconi, se Aris le disse che avrebbe potuto avere la possibilità di avere, quello sì, che la prassi era quella di avere rapporti a pagamento. Però la sua domanda, mi permette, era mal posta perché le fu proposta. Allora, le fu prospettata questa possibilità da Alice, dalla sua amica? ok. Sì. Ok. E lei si era, come dire, psicologicamente predisposta, ma poi alla prova dei fatti non è andata. Non era possibile. Queste sono le cose che le ha detto Aris. Sì. Senta, signora Teatino, quanti anni avevano queste ragazze che erano presenti alla serata, più o meno? Una ventina, 25. Erano maggiorenni, cioè sostanzialmente. Sì. Cioè Sì, lei sì, non ha poi- visto persone visibilmente minorenni. No, No. minorenni no. Però, mi scusi, il Presidente non ha costretto nessuno, cioè questa eventualità di avere rapporti sessuali con lui, Aris le diceva che vi erano pressioni o costrizioni? No, No, assolutamente. vi erano richieste. Richieste. Sì, cioè veniva Certo, chiesto. immagino che, voglio dire, non è che Esatto. Ah, tutte e 20, cioè, ci sarà stata nella descrizione che le faceva Sì, la sì. sua amica la richiesta a qualcuno piuttosto Sì, che un ok, altro. sì. Perfetto. Lei sa chi organizzava le serate? chi le organizzava? Sì. Chi le organizzava le serate? Penso Silvio Berlusconi le organizzava. Lei conosce la signora Nicole Minetti? No, non la conosco personalmente. Allora, lei ha detto che Aris abitava a Milano 2. Sì, Chi pagava l'affitto di casa? Lo pagava lei o no? Mi dica solo questo. Se Aris pagava l'affitto o no. Se le ha non lo detto, È ovvio se lo sa. Che discorso è ovvio se lo sa, è ovvio che se lo sa è una cosa che ovviamente non ha visto mai derelato. Allora, Alice le ha mai detto non pago io l'affitto, c'è qualcuno che lo paga al posto mio? Senza dirle il nome, soltanto questo. Che al pagamento dell'affitto provvedeva qualcuno. sì. Ah, ok. Sì. Ecco, adesso ha visto che lo sa. Chi provvedeva all'affitto? Se Lo sa, Alice se lo l'ha sa. detto, se lo sa e se gliel'hanno detto. Ho intuito comunque. No, ho intuito, signora, guardi. Le fu detto Se chi le- pagava l'affitto di Aris a Risleida e Spinosa? Sì, Chi lo pagava? è Silvio Berlusconi. Direttamente o per tramite di terze persone? Questo non lo so. Questo non lo sa. Lei sa se Lele Mora portava ragazze a queste serate? No, Non lo sa. Lei sa se Emilio Fede portava ragazze a queste serate? non lo so. Cioè Aris non glielo disse? No. Lei ha partecipato ad altre serate? No. No. Lei è più tornata, non è mai più tornata ad Arcore, No. pertanto. Benissimo. Senta, Ma non le è stato più neanche chiesto di andare, Esatto. neanche dalla sua amica? No, non mi è stato più chiesto. non ho capito, scusa. Poi se dico col montare lei si allora, No, per favore non discutete. no, se no appunto, però mi distrae se uno... No, ma è stato garbatissimo. Allora, volevo sapere una cosa. Lei ha mai fatto riferimento a rapporti sessuali dolorosi che avvenivano in quel contesto? Dolorosi. Mi sono perso una parte. Ho domandato capito. se ha mai svolto conversazioni con la signora Aris Leida Ah. che avessero ad oggetto
allusioni o affermazioni in riferimento a una natura fisicamente dolorosa, non certo eticamente, almeno questo non credo, ai rapporti sessuali. Non capisco. Cioè, allora riponga la domanda magari un po'. Sì, se Aris le aveva raccontato che alcune delle ragazze si lamentavano di qualcosa, Di rapporti in riferimento ai rapporti sessuali. Di dolore fisico in riferimento ai rapporti sessuali. Se Ale se l'è mai riferito? Dolori fisici, no? Eh sì, immagino di sì. Allora, prima Non stiamo parlando di torture, stiamo No, parlando no, di nella dolore. maniera più assoluta. Ho fatto anche la domanda Stiamo- sulla consensualità dei rapporti Certo, da parte certo, delle ragazze. ed è pacifico, sia chiaro. Ecco. pacifico. Poi altro il discorso del favoreggiamento, Ma quello è un dell'intermediazione. altro- Qui Berlusconi non è imputato di nulla. Quindi siamo chiari, sono altri imputati. Allora, vediamo un attimino di essere chiari. Allora, mi pare che il Tribunale poc'anzi abbia fatto riferimento e abbia consentito all'ottimo, per carità, avvocato Pantano, di fare delle Di contestazioni, utilizzare le telefonate perfetto, che erano non trascritte, ma prodotte. tuttavia. Allora io chiedo l'autorizzazione del Tribunale a poter contestare e a poter leggere. a via. poter leggere. Sì, certo. Il progressivo 216 è una telefonata del 9/1/2011 che intercorre tra la signorina e Aris Arisdea. Posso? Aris, Nati e Natascia, finalmente mi rispondi, ero al telefono ancora. Allora, cosa ti ha detto? 9/1/2011, la serata è del 6. Allora, cosa ti ha detto? Dimmi, cosa ti ha detto quello lì, Natascia? Aris, e niente, amò, non è che gli ho parlato proprio bene, perché a volte non è che posso essere invadente, cioè aspettare il momento giusto per parlargli meglio, capito che ho cercato di accennare, ma non sai che il casino che c'è, no, Natascia, lo farò un'altra volta quando posso, senza tutta quella gente lì, Natascia, senza tutta quella gente lì, perché è impossibile parlare, non ho capito cosa, tutta quella gente lì, perché così è impossibile parlarci, ma con lui hai parlato? Aris, no, ho provato ad accennarlo ma c'era troppo casino, capito? Era quasi impossibile. Natascia, ma lui cosa ti ha risposto? Cosa? Lui non ti ha risposto una risposta, non ti ha dato una risposta allora Aris, no, mi ha solo detto che parliamo più avanti perché eccetera, no, allora ho detto va bene, non ho infierito, siccome ha detto tipo che dai adesso, cioè parliamo, dopo no, poi non abbiamo più parlato. Natascia, comunque non è giusto che non è giusto quello che ha fatto, comunque perché io sono venuto a casa sua, tutto qua l'ho trattato bene. Vado alla pagina seguente, saltando un brano che Sì, reputo. anche perché l'avvocato Fontana è stato molto più sintetico nella lettura, pubblico Insomma, ministero. dipende dalla conversazione, però non da chi la legge. Diciamo la verità. Lo so, cosa vuole fare? Ognuno ha i suoi virtù e i suoi difetti, lui ha tutte virtù, io ho tanti difetti. Aspettiamo con Natascia, no, non è vero, non è così, perché io Aris non è da tutti i giorni fare una cosa del genere, non so se mi hai capito in che senso, dice Natascia. Sì, amore, ho capito che non è da tutti i giorni, però non è che hai fatto chissà che cosa, è come se andavano a ballare a cena, ci divertivamo, facevamo un po' le scemette. Natascia, cioè tu non sai quello che nemmeno quello che lui fa alle ragazze. Allora, cosa vuol dire questa frase? Che lei dice, quando lei dice tu non sai quello che lui fa alle ragazze. Perché sorride, Una scusi? cavolata. Ha detto una cavolata. Bene. Grazie, non ho altre domande, mi riservo di concludere in esito ai controesami. Prego. Ho chiesto io, mi sono permesso di chiedere io. Cosa? No, le parti civili se avevano domande. Bravo, sei portato avanti, Avvocato Righi, grazie. Una sola domanda, signora. Avvocato Righi, difesa Minetti. Lei sa come Aris è stata introdotta in queste cene? Chi è che la portò? Mi disse quella ragazza famosa, Maris Grace, oddio. Insomma, ha fatto Colorado. Può essere Maristel? Sì, Può essere Colorado. Maristel Colorado. Polanco? Maristel Maristel, Polanco? sì. Quella che ha fatto Colorado? Sì, E quindi l'Aris cosa le disse? In proposito? che è stata lei a portarla
a casa di Silvio Berlusconi. Cioè che la quel prima giorno. volta che era andata fu contattata al telefono, si conoscevano, sono amiche. Non mi ha specificato in che modo, comunque mi ha detto che per lei ha conosciuto, Sono entrati- grazie a lei ha conosciuto Silvio Berlusconi, è entrata a far parte di queste feste a casa di Silvio Berlusconi. Grazie. Prego. Altre domande? No. Grazie. Ah, lei non ha più niente? Grazie, può andare, finito.